ha disposto che vengano resi noti i nomi di tutti i soggetti che sono stati oggetto di analisi, tra cui i due per i quali c'è la prova della contaminazione. Nessuna compatibilità fra le tracce di DNA rinvenute e quello di 63 persone, fra cui gli 11 indagati, ma 2 reperti sono stati contaminati. È quanto emerso al Tribunale di Trieste durante l'udienza di incidente probatorio sul caso Una Bomber per gli attentati compiuti fra il 1994 e il 1996 e dal 2000 al 2006 nelle province di Venezia, Treviso, Udine e Pordenone. Una seduta durata 3 ore in aula davanti al giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante, alla presenza degli avvocati delle parti e del pubblico ministero Federico Frezza. I periti Elena Pigli e Gianpietro Lago hanno illustrato i risultati della maxi perizia, 10.000 pagine, un lavoro iniziato più di 2 anni fa, dal quale emerge la conferma di quanto già anticipato nelle scorse settimane. Nessun risultato. Una bomber non ha nome e cognome. A prendersi la scena, però, è stata la contaminazione. Di 6 formazioni pilifere sui reperti, 4, 2 coppie di capelli, sono state attribuite a 2 soggetti, i cui nomi non sono stati resi noti alle parti. Si tratterebbe di 2 operatori delle forze dell'ordine. Si presume che abbiano lasciato inavvertitamente le loro tracce sui reperti già all'epoca del rinvenimento. Gli avvocati degli indagati, Maurizio Paniz in testa, hanno chiesto che tali nomi vengano comunicati. Il giudice ha accolto l'istanza e i nominativi verranno trasmessi alle parti nei prossimi giorni. La mia richiesta era fermissima perché io già all'inizio avevo sostenuto che vi era stata una contaminazione dei reperti. Quindi voglio sapere chi li ha contaminati e poi trarre le mie conclusioni a tutti gli effetti di legge. Nemmeno a noi avvocati è stato dato sapere, conoscere i nomi non solo dei nostri indagati, quindi vedere il loro nome associato agli esami sul DNA, ma anche i nomi di tutti i soggetti coinvolti per esclusione, cioè tutti coloro i quali avrebbero potuto nel corso degli anni contaminare questi reperti. Non solo non sappiamo chi ha stilato l'elenco dei possibili contaminatori. Ora la parola torna alla procura, pare scontato che verrà chiesta l'archiviazione del caso. Questa è una vicenda che va nel dimenticatoio, speriamo presto e speriamo che possa ridare all'ingegner Zornita, che ha sofferto ingiustamente così tanto, un minimo di serenità.